Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella Express del vostro Marietto Veneziano. Oggi parlerò di una tematica un po' particolare, di persone che ci seguono da tanto tempo, sono anche i miei committenti, sono maghi in erba, esoteristi in erba, oppure per questioni karmiche le ritrovo nel mio cammino e mi contattano, mi chiedono qualche rituale, qualche aiuto, qualche stampella, qualche libro per poter iniziare l'attività esoterica. Ma prima di fare questo, il vostro Manetti Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di YouTube di The Garda, al canale YouTube del vostro Manetti Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, in cui abbiamo due, i casti sacerdotali su Facebook e abbiamo un altro gruppo, Radionica Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, siamo più di 1600 nel secondo. I link sono sotto qui in descrizione. Se volete un consulto invece su Telegram, il numero di telefono è quello sopra. In più abbiamo anche un sito al Capitano, dove ci sono una zona gratuita in cui potete scaricare più di 20 book di radionica radiestesia. E in più c'è una zona shop dove si può comprare ad esempio questo amuleto a 150 euro più 10 euro di spedizione. È tutta materiale esoterico pregiato. Nella sezione gratuita invece ci sono più di, cioè questi ebook sono stati scaricati più o meno da 150.000 persone e il Marietto Veneziano ha regalato più di 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostesici dal 2015 in avanti. Bene, finito questo pippone, iniziamo un po' con la pillola di oggi. Allora, per chi inizia, e il vostro Marietto ha già spiegato che ho iniziato quando avevo 8 anni, in altre pillole, ho fatto più di 1500 pillole, in cui ho fatto questo racconto fantasia di quando avevo 8 anni, no? E il sindaco del mio paese era un attimino contro il fatto perché ero stato tirato su da una moto dei vigili e praticamente quando sono andato su sono tornato giù e ho detto cosa avevo visto, no? E al sindaco del mio paese, il prete, queste cose che avevo visto non andavano bene, no? Allora il sindaco mi ha detto, guarda, questo ragazzino qui sa troppe cose, dobbiamo fermarlo. Io chiaramente avevo 8 anni, pensavo che volessero fermare lì nell'ufficio dove mi avevano chiamato. In realtà il sindaco era un ex partigiano, ex riciclato, insomma, e certe cose non si dovevano dire ai tempi, 8 anni, adesso sono 58, sto parlando di qualcosa come 50 anni. Il problema è che il sindaco non sapeva che mio papà era un esoterista militare e anche mio nonno era un militare. Quindi, e i genitori adottivi che avevo erano delle persone semplici, no? Quindi è andato a toccare la persona che era meglio che non toccava. Cioè, io ero piccolino, ma mio papà era più grande di lui a livello esoterico e anche a livello astrale. Insomma, era un gigante in confronto a questo sindaco che era molto potente, ma era uno che finita la guerra era corso in soccorso al carro dei vincitori. E quindi a un certo punto questo sindaco cominciava le maestre a massacrarmi a scuola. A un certo punto mio babbo, che abitava lontano, è venuto a prendermi, abitava a 35 km, è venuto a prendermi e alla sera mi faceva accendere le candeline per spiegargli alla maestra che non si fa i birichini con i bambini, no? Io la prima volta che ho visto una candela nera pensavo che non facesse luce perché io le candele che avevo visto erano tutte bianche. E a un certo punto accendi una candela mercoledì, accendi una candela mercoledì, la settimana dopo questa maestra si stava spegnendo, proprio perché mi prendeva, per l'asino della classe, mi prendeva in giro davanti a tutti. Morale della favola, un giorno gli dico, guarda maestra, mh, se lei alla sera sta male è perché sono io. La maestra rideva, mi prendeva in giro perché mi aveva preso per lo scemo del villaggio. La storia finisce che a un certo punto mio papà col capitano degli Alpini di Torino mi fece vedere tramite la fiammella cosa succedeva in questa casa di questa maestra qua. E io il giorno dopo un periodo che aveva fatto delle serate dure, questa maestra, perché io prendevo questa candela e facevo quello che mi dicevano i miei genitori. Morale della favola, gli ho raccontato cosa era successo, no? La sera prima a casa sua, e questa si è spaventata perché si è reso conto che tutte le volte che stava male il Marietto la stava ringraziando per come mi trattava, per i mesi che mi aveva trattato a scuola. Allora,
Sicuramente mio papà di esoterismo qualcosa ne sapeva, il capitano di Alpini di Torino sicuramente qualcosa ne sapeva, e quindi mi hanno spiegato alcune cosine a 8 anni, lo ripeto, 8 anni, adesso sono 50, 58, quindi qualcosina mi ha detto maturato. Però tutte quelle persone che si stanno avvicinando adesso, no? Prima di tutto vi devo dire che ci vogliono anni e anni e anni di preparazione, cioè dai 10 ai 15 di ritualistica, comprare il materiale, libri buoni. Però ci sono persone che magari a livello karmico hanno già fatto questi passaggi e si stanno avvicinando di nuovo all'esoterismo. Allora, io consiglio un libro dove ci sono su parecchi riti propiziatori, riti importanti. È un rito che ha un prezzo abbordabile, cioè scusate, un libro, sì, è questo qua, lo vedete? Il Magus, no? Ovvero l'investigatore celeste. È un sistema completo di filosofia occulta ed è un libro importante, ha più di 257 pagine e in questa versione, che è la versione economica, edito da Pierini, no? Dell'edizione Rebis di Pierini, Pierluca Pierini, costa solo 55 euro, ha tantissime pagine, vedete, scritto in piccolino, vedete, tutti i simboli. Certo, è un libro che se lo compra un esperto, un inesperto, magari potrebbe far paura. Però questo libro, lo ripeto, l'investigatore celeste del Maus, è un compendio di praticamente molto materiale che potrebbe servire alle persone per avvicinarsi o per iniziare un percorso. Quindi non deve mancare assolutamente nella biblioteca del vero esoterista. Certamente c'è anche la versione più pregiata, costa sui 150 euro, sempre dell'edizione Rebis. Non fatevelo mancare. E qui si può incominciare già ad avvicinarsi alla ritualistica. Però questa è la base, poi chiaramente ci vuole tutto il materiale che lì costerà sui 3.000 euro, fra il vestito, le spade magiche, tutto l'occorrente, le varie spezie, e più il posto è la vostra, come si dice, zona misterica dove potete operare e dove chiaramente è consacrata questa, la vostra chiesa, culto, chiamatelo come. E in più c'è il tempo, no? Chiaramente uno non è che può comprarlo e dopo 3 mesi pensare di camminare sull'acqua, ci vogliono 10-15 anni come minimo, tutti i santi giorni, studiare, attivarsi in questa direzione qua. Lo ripeto, questo è il libro edito da Luca Pierini con l'edizione Rebus in Magus, 55 euro, non fatelo sfuggire. In risposta a tutte quelle amicizie che mi chiedono consigliaci un libro per iniziare basico, questo è proprio basico, spiega in grande linea tutto. Bene, grazie cari amici e mi raccomando iscrivetevi al canale di Legard del vostro Marietto se siete capitati per sbaglio qua e ricordatevi che nel canale di Legale ci sono più di 600 pillole istruttive con riti anche basici, no? Basic, no? E nel mio canale ci sono più o meno 1600 video la radionica, radiestesia, magia, esoterismo. Grazie cari amici, alla prossima, ciao!